appuntamento importante per la nostra comunità, per tutto il territorio trevigiano. Stiamo ricordando chi ha dato la vita per la nostra democrazia, per la nostra libertà, anche gli eserciti stranieri, in questo caso l'esercito francese, a cui va il nostro grazie ai loro antenati. Assolutamente importante, fondamentale che ci siano anche le scuole, perché è giusto assolutamente per ricordare, innanzitutto non dimenticare. Un territorio come questo, che è stata la prima linea, e qui è posizionato tra il Piave e il Grappa, credo due musei, come io dico sempre a cielo aperto, sia davvero una cosa non importante ma assolutamente importante. Questa iniziativa è nata grazie alla collaborazione del Comune di Pederobba con il Comune di Fara di Soligo e le Sentinelle della Gazzuoi, coinvolge tantissime associazioni d'arma del Comune di Pederobba e anche oltre il Comune di Pederobba. Questa mattina ci sono rievocatori da tutto il nord Italia in questo che è il più grande sacrario francese d'Italia, un monumento di cui Pederobba va orgogliosa e che cerchiamo di valorizzare sempre in tutte le occasioni possibili.